Rispetto al limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, gli sforamenti hanno raggiunto punte di 104 a Padova, 98 a Vicenza, 95 a Verona, 86 a Treviso e 84 a Venezia. Il clou è stato raggiunto nella giornata di domenica, una situazione che potrebbe anche aggravarsi nei prossimi giorni, visto che per tutta la settimana sono previste condizioni di alta pressione con bel tempo ovunque e venti deboli. Questa situazione, se rende estremamente piacevole uscire all'aperto, con il Covid e l'inquinamento a questi livelli suggerisce invece di usare molta attenzione. Un dato importante per chi pratica attività sportiva o gira in bicicletta: l'uso di mascherine in queste condizioni sicuramente aiuta la salute delle vie respiratorie, anche perché non è ancora stato accertato, ma sicuramente risulta evidente che laddove l'inquinamento è più alto, anche il Covid sembra aver colpito più duro. Il livello arancio è esteso anche ai comuni di Este, Cinto Euganeo, Monselice, sui Colli Euganei e Pieve di Sacco e Cittadella.